Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'approfondimento politico sulle frequenze di Radio Conegliano e in diretta in live streaming anche su vivetv.it. 6 maggio si vota, questo è il titolo del programma che è andato in onda fino appunto a questo appuntamento tutti i mercoledì su Radio Conegliano e Vive TV e da oggi anche i martedì, perché i candidati sindaci di Conegliano e del Coneglianese sono tanti e quindi per arrivare in tempo al 6 maggio a presentarli tutti abbiamo aggiunto questo appuntamento. Allora vi ricordo quindi che potete seguirci in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e anche dal sito www.vivetv.it, dove poi da oggi pomeriggio troverete anche la registrazione di questa puntata. Partiamo subito con il primo candidato sindaco di oggi, che è Riccardo Sossai, candidato sindaco per la lista Cittadini per Santa Lucia di Santa Lucia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Allora partiamo con il 3x4, qualcosa di leggero che poi pian pianino andremo ad approfondire per conoscere il candidato e anche il programma. Dunque 3 aggettivi per descrivere la politica di oggi. Dal mio punto di vista la politica oggi, o meglio i partiti politici, sono autoreferenziali, scollegati dalla realtà e quindi in ultima analisi la politica oggi è in gran parte assente. Scollegati dalla realtà l'hanno detto anche molti candidati sindaci che l'hanno preceduto. 3 aggettivi per descrivere la società di oggi. Dal mio punto di vista e dal mio osservatorio la società di oggi vive uno stato di confusione, è in ansia per il futuro, però ha dentro di sé anche tante motivazioni per voltare pagina e per costruire il futuro. Confusione anche causata dalla politica? Certamente, una risposta politica adeguata alle problematiche attuali e ai tempi che viviamo è assolutamente necessaria e fondamentale per la sicurezza dei cittadini. 3 aggettivi per descrivere il suo paese, Santa Lucia. Santa Lucia e i santalucesi sono gente operosa, sono gente solidale e sono gente che ha tante potenzialità che non sono ancora emerse completamente. 3 valori in cui crede. Beh, personalmente io credo molto nella sincerità, nella parola data. Faccio mio il motto la verità rende l'uomo libero, perché così è, e quindi altro valore fondamentale è la libertà, lato sensu, e terzo valore è l'altruismo. Io vedo che le persone che si dedicano agli altri in maniera disinteressata, con questa spinta verso il prossimo, sono mediamente molto più felici degli altri. E allora al netto di questo 3x4, Riccardo Sossai perché ha scelto di candidarsi? Credo che quello che ho appena detto giustifichi in qualche modo la nostra candidatura. Noi come cittadini di Santa Lucia, vediamo un paese, inteso un paese in senso generale, allo sbando, con grandi difficoltà economiche, difficoltà dal punto di vista politico, critiche da ogni dove, però non è il momento di stare alla finestra, non ci si può sempre rassegnare o dire se ne occupino altri. Noi abbiamo deciso in prima persona di scendere in campo e quindi di candidarci, coalizzando un gruppo di persone che hanno ben saputo fare nei loro ambiti professionali, all'interno delle loro famiglie e all'interno del sociale, dove operano quasi tutti i componenti del gruppo. Allora, ha scelto di candidarsi anche perché, come diceva prima, uno dei valori in cui crede è l'altruismo e ha radunato attorno a sé, Riccardo Sossai, una squadra di civili, si può dire così, cioè di cittadini semplici, di persone che non hanno avuto, o comunque poche di esse del gruppo, hanno avuto precedenti esperienze in politica, giusto? È vero, in realtà il gruppo ha candidato me in quanto ho maturato nel passato un'esperienza amministrativa per cui so di cosa si parla, di cosa si tratta, so come funziona la macchina amministrativa, essendo stato assessore nel 2002, assessore alla cultura. L'unico altro candidato che ha avuto un pedigree, diciamo così, amministrativo è il dottor Michele Dufour,
che ha svolto il ruolo di assessore ai servizi sociali al bilancio nel 94 e quindi giovanissimo, aveva poco più di 25 anni. Gli altri sono tutti espressioni della società civile e del mondo del volontariato, dell'associazionismo. Senta, una cosa che mi ha colpito molto, che non era nella traccia, ma gliela chiedo lo stesso. Una cosa che mi ha colpito molto è che i vostri candidati hanno tutti 2 o più figli. Sì, è vero, è una costante. L'ho notato anch'io. Io personalmente, io e mia moglie, siamo genitori di 3 bambini. Il candidato di cui ho fatto menzione prima ne ha 4. E comunque tutti hanno fatto una famiglia numerosa. Secondo me questo è comunque una cosa importante, perché vedete, al di là dell'aspetto politico-amministrativo, io credo che le capacità e le qualità di una persona si vedano nel quotidiano, in quello che fa. E io credo che un compito difficile, impegnativo, ma di una soddisfazione immensa è quello di essere genitore. E quindi credo che questo sia un ulteriore elemento a favore del gruppo. E poi significa che c'è anche fiducia nel futuro, speranza. Esattamente, in realtà la scossa che ci muove è anche questa, dire noi abitiamo un territorio, il territorio non ci è dato, ma lo dobbiamo creare, costruire giorno per giorno e lo dobbiamo creare per i nostri figli, per le generazioni future. Quindi è bene che i figli dicano dei loro genitori: vi siete impegnati per lasciarci qualcosa di buono. Lui è Riccardo Sossai, candidato sindaco a Santa Lucia per Cittadini per Santa Lucia. Entriamo nel vivo del programma elettorale della sua lista. Partiamo dal sociale. Che cosa c'è da fare a Santa Lucia e che cosa propone Riccardo Sossai? Beh, certamente il comune di Santa Lucia è inserito in un contesto socio-economico di primissimo livello. Non dimentichiamo mai che i nostri territori fanno parte di quella zona del mondo che possiamo definire la più ricca, economicamente stabile e quindi foriera di benessere a livello planetario, almeno così lo è stato negli ultimi 20 anni. Per cui è chiaro che abbiamo una struttura sociale all'avanguardia rispetto a molte altre zone del territorio nazionale. Certo è che si può sempre migliorare, quindi noi abbiamo già pensato a creare un presidio sociosanitario in collaborazione con la casa di soggiorno, della quale, come si sa, io sono da tanti anni collaboratore e membro del consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda le problematiche legate alla casa di riposo e all'assistenza, io volevo segnalare una grossa difficoltà che è bene sappiano anche tutti gli altri candidati sindaci e che è bene che si ponga mano in fretta dal punto di vista legislativo. C'è un grosso problema legato al pagamento delle rette delle case di riposo. C'è una difficoltà interpretativa della normativa vigente che crea delle difficoltà enormi sotto questo aspetto. È bene che la politica intervenga a livello regionale sotto questo aspetto, altrimenti per i comuni potrebbero verificarsi dei salassi notevolissimi. Questo era come inciso. Altre forme che noi pensiamo di adottare sono assistenza agli anziani e ai disabili nell'approccio alle strutture sanitarie, quindi creare dei percorsi con dei volontari che possano accompagnarli ai vari presidi medici e sanitari. Questo per quanto riguarda la fascia della popolazione anziana. Per quanto riguarda i giovani, naturalmente il nostro gruppo è tendenzialmente un gruppo composto da persone molto giovani, molto sensibili alle loro problematiche, per cui ci viene naturale uno sguardo rivolto a questa categoria. Vorremmo sviluppare un centro in forma giovani volto a porre in essere delle soluzioni per le varie tematiche che loro potrebbero sollevare. Credo che sia importante andare incontro ai giovani dal punto di vista delle nuove tecnologie, metterli in contatto con le nuove tecnologie, aprire a loro spazi anche per viaggi all'estero. Ecco, questo dal punto di vista dei giovani. Poi una rivitalizzazione di tutto il territorio, di tutto il contesto sociale cittadino, e questo dovrà essere fatto con la partecipazione attiva di tutti i cittadini. Noi vorremmo creare per l'appunto un premio cittadinanza attiva sulla base della partecipazione che i cittadini singoli faranno per il bene comune. Ecco, mi viene da chiederle, visto che abbiamo parlato di famiglie numerose con più figli,
se non si può implementare magari il servizio per queste famiglie, perché magari i genitori sono costretti a lavorare e di conseguenza non sanno dove lasciare i figli. Ecco, detta così è brutta, però noi abbiamo già pratica. pensato ad un doposcuola, ad un allungamento del doposcuola, anche qui fatto in maniera volontaria, con delle persone che già compaiono nella lista e che quindi hanno le competenze per aiutare i giovani, i ragazzi in questi incombenti. Pensiamo di farlo sempre a costo zero, mettendo solo a disposizione le strutture del comune, ma non gravando di costi il bilancio comunale. Questo sì. Allora, invece in tema di sicurezza, Santa Lucia è stata un po' al centro negli ultimi mesi del dibattito, perché si sono verificati dei furti, molti furti in poco tempo. C'è stato un comitato ordine e sicurezza coordinato e indetto dal prefetto, e poi sono partite queste guardie civiche su naturalmente volontà di un cittadino che adesso è candidato, quindi non lo possiamo nominare. Cittadini per Santa Lucia, cosa intende fare per la sicurezza del paese? Sotto questo aspetto noi abbiamo le idee molto chiare. Per quanto riguarda la tematica che lei ha sollevato poco fa, io risponderei con le parole del sindaco Fantinelli, il quale alla stampa ha rilasciato la dichiarazione dicendo che per lui questa era una questione strumentale. Ecco, io ribadisco e sottolineo che lo è anche per me. Il problema dei furti, della microcriminalità in paese è un problema non di oggi, non degli ultimi mesi, ma è un problema diffuso, diciamo da almeno 10 anni, e comunque coinvolge un po' tutta la cintura urbana. Noi crediamo che sia fondamentale che questi servizi siano svolti dalle persone che la legge e lo Stato indicano quali competenti a farli. Per cui io vado ripetendo che se qualcuno si lamenta della scuola, mai e poi mai, si ergerà lui ad insegnante e andrà a sostituire il maestro, il semplice cittadino. Così pure non posso pensare che al poliziotto o al carabiniere si possa sostituire il cittadino quisque de populo senza alcuna preparazione. Noi dovremmo insistere perché le forze dell'ordine siano presenti nel territorio, perché il cittadino santalucese, come il cittadino coneglianese, come qualunque altro cittadino, paga le tasse, le paga in maniera cospicua, considerevole. Probabilmente abbiamo la tassazione tra i livelli più alti d'Europa, al netto dell'evasione, per cui io credo che sia un diritto sacrosanto e legittimo disporre di adeguate forze di sicurezza. Ecco, in tema di sicurezza c'è poi anche collegato quello delle opere pubbliche e delle infrastrutture, nel senso che potrebbe essere necessario costruire qualcosa di nuovo. È necessario costruire qualcosa di nuovo a Santa Lucia? Beh, non sempre per vivere meglio bisogna costruire qualcosa di nuovo, bisogna valorizzare quello che si ha. Diciamo che le problematiche che credo coram populo tutti sappiano a Santa Lucia sono la necessità di avere dei nuovi marciapiedi, di avere delle piste ciclopedonali che possono collegare il paese, che possono far svolgere l'attività motoria in assoluta sicurezza. Dal punto di vista così del paese, dell'anima del paese, certo è che a Santa Lucia manca la piazza. La piazza come centro di aggregazione, la piazza come anima e cuore di un paese. Allora noi abbiamo pensato, e questo è il modus operandi che vogliamo adottare in linea di massima per tutte le opere pubbliche, noi lanceremo immediatamente un concorso di idee rivolto ai professionisti del paese, ma naturalmente sarà aperto anche a chi vorrà partecipare, per un concorso di idee che intitoleremo Adotta la piazza. Vorremmo che i professionisti ci indichino come, dove svilupparlo. E in realtà potrebbe essere più di una piazza, non è detto che ci sia una sola piazza del paese, perché poi noi abbiamo le frazioni di Sarano, Bocca di Strada, quindi noi però vorremmo che fossero i competenti tecnici a indicarci quali sono, secondo loro, le migliori idee. Parlando di opere pubbliche e di infrastrutture, ce n'è una importante in progetto a Santa Lucia che è il nuovo casello della 27. Che cosa pensa Riccardo Sossai di questa nuova opera?
Sull'apertura del casello io devo dire che purtroppo mi sembra sia un altro esempio di come le cose non si debbano fare in Italia, nel senso che del casello si parlava credo 10 o 15 anni fa come apertura del casello, siamo 10 anni dopo e ancora nulla si è visto. Ecco, questo non è un modo di fare, perché a distanza di 10-15 anni la situazione è cambiata completamente, sia dal punto di vista economico che sociale, per cui opere progettate 15 anni fa possono sembrare già vecchie dopo 15 anni. Dato per scontato e per assodato che l'iter burocratico è di fatto ormai completato e che ci sono stati solo degli intoppi dal punto di vista amministrativo a Roma, io credo che se mai si farà, perché ho delle grosse perplessità visti le pastoie burocratiche e visto soprattutto le difficoltà economiche, se mai si farà, noi saremo vigili e attenti a che l'opera vada a salvaguardare il più possibile un'area che è una perla vicino al Piave, e quindi se voi passate a Santa Lucia e vi fate un giro in bicicletta in quell'area lì del Piave vedete che è un'oasi verde, quindi porre massima attenzione a che l'opera non vada a snaturare un contesto meraviglioso. Facendo un piccolo passo indietro, cosa pensa del ritorno dei vigili in paese? Diciamo, il ritorno dei vigili era scontato, nel senso che c'è una normativa statale che aveva imposto la chiusura dei consorzi. Era una normativa in vigore già da tempo, per cui era assolutamente prevedibile che dovesse andare così. Diciamo che forse l'amministrazione è arrivata un po' col fiato lungo rispetto a questa cosa. Io naturalmente sono favorevole ad avere vigili, anzi più vigili possibili, devo però essere consapevole che i bilanci comunali sono all'osso e che sarebbe una fortuna per tutti poter disporre di 5-6 vigili in paese. So che con le casse comunali allo stato esangue in cui si trovano sarà molto difficile. Certo è che noi non abbiamo pregiudizio alcuno sulle forme da adottare, siano esse consorzi, unioni o altre forme. L'importante è avere una presenza costante e qualificata di vigili nel territorio. Prima ha parlato di area verde di pregio vicino alla zona del Piave. Che cosa farà Cittadini per Santa Lucia per l'ambiente e la valorizzazione del territorio? Dal punto di vista della valorizzazione del territorio, noi pensiamo di essere fortemente radicati nel nostro territorio e di volerlo valorizzare, e valorizzare vuol dire trarre il meglio che il nostro territorio comunale ci può dare. Quindi, dato per assodato quello che ho detto prima, e cioè la particolare cura per l'ambiente e per il rispetto delle zone paesaggistiche, valorizzazione del territorio secondo noi significa valorizzare quei due aspetti fondamentali e forti che abbiamo e per i quali Santa Lucia è riconosciuta, che sono le fiere e che sono la figura del Beato Claudio. Per le fiere noi già qualche anno fa, alcuni di noi come liberi cittadini, avevano fatto una proposta all'amministrazione comunale di istituire il marchio fiere. Siccome nell'economia sappiamo quanto fondamentale sia il brand, il marchio, ecco che noi abbiamo detto inventiamo il marchio fiere e a una serie di prodotti che siano certificati, che abbiano determinati requisiti di qualità, noi potremmo appiccicare questo marchio che può essere un veicolo pubblicitario notevole da spendere nel territorio limitrofo. Secondo aspetto, la figura del Beato Claudio. Il Beato Claudio naturalmente è una figura religiosa di primo piano nella nostra diocesi e quindi, dato a Cesare quel che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio, noi dal punto di vista culturale vorremmo approfondire la sua figura e creare un percorso ciclopedonale turistico, una sorta di turismo religioso che colleghi i vari luoghi dove il Beato Claudio ha vissuto e ha operato. Quindi va dal santuario alla casa natale, al suo laboratorio dove esercitava la sua opera di scultore, fino al Ramoncello, per poi ricollegarci di nuovo al santuario. Ricordo che adiacente al santuario c'è un'area meravigliosa che pochi cittadini conoscono ed è un parco archeologico che oggi è sotterrato dall'erba, però è un sogno nostro riuscire a recuperarlo. Siamo in contatto con una docente universitaria di Roma che si sta attivando per vedere se riusciamo a recuperare alla città, al paese di Santa Lucia, questo meraviglioso parco. Proprio in tema di fiere,
vi lega, diciamo, questo tema al candidato sindaco che poi presenteremo fra poco, che è Alessandro Bonet, per la lista Bonet Sindaco a Godega di Sant'Urbano. Eccola, quindi l'attività fieristica del polo di Santa Lucia e di quello di Godega, due poli molto importanti a livello non solo provinciale ma anche regionale, vi uniscono. Ecco, quindi dopo potremmo capire invece cosa ne pensa Bonet. Ecco, a questo proposito, se mi permette, approfitto della presenza del sindaco Bonet per dire che il nostro spirito, lo spirito che anima il gruppo, è una visione d'insieme delle cose, per cui se anche con Godega si potrà scambiare in maniera proficua una collaborazione a livello fieristico, credo che non ci sia nessuna difficoltà. Secondo lei, Riccardo Sossai, è stata giusta, opportuna, necessaria l'esternalizzazione della gestione della fiera? Anche qui, nessun pregiudizio ideologico, nel senso che quello che a noi interessa non è il mezzo, ma è il fine. Quindi, se serve per una questione legata al bilancio comunale creare un ente esterno al comune per una questione di bilancio che tutti noi possiamo intendere e capire, io non ho un pregiudizio sotto questo aspetto. Il problema è come vengono usate le strutture. Le strutture, tutte le strutture comunali, in primis le filande, sono strutture dei cittadini di Santa Lucia e quindi devono essere messe a disposizione sempre dei cittadini di Santa Lucia ove svolgano delle attività di favore pubblico. È chiaro che se qualcuno deve fare una festa privata ci sarà un regolamento e dovrà pagare il giusto, ma se ci sono le associazioni che chiedono l'uso, l'utilizzo delle filande per degli spettacoli o delle attività rivolte ai cittadini, rivolte al pubblico, queste devono essere date in maniera gratuita a tutti i cittadini. Abbiamo parlato prima di famiglie numerose, ci sono anche molte famiglie di immigrati a Santa Lucia, è un dato statistico, un dato di fatto. Pensate di rivolgervi in maniera particolare agli immigrati? Guardi, le dico, all'interno della nostra lista ci sono delle persone con una spiccata sensibilità verso il tema, anche per motivi familiari loro. Io dico, guardi, io sono padre di una bambina che fa la prima elementare, nella sua classe, composta da 20 bambini, ci sono 10 stranieri, 10 bambini stranieri. Io inviterei tutti i cittadini di Santa Lucia, soprattutto quelli che magari hanno delle difficoltà a incontrare lo straniero, di recarsi al mattino a vedere questa classe, questa scuola, e si vedrà da lì che cosa significa l'integrazione. Non c'è alternativa all'integrazione. Altro discorso è, ovviamente, se lei mi chiede, la violazione delle norme. Su quelle bisogna essere inflessibili, ma come lo si deve essere inflessibili per chiunque delinqua. Ma l'integrazione è la strada maestra per creare una società unita. E per fare integrazione è necessario anche avere cultura. Beh, è giusto? Beh, condivide? Io dico di sì, il nostro gruppo, lei sa che io nel passato sono stato assessore alla cultura, avevo un budget limitatissimo, avevo 5.000 euro di fondi del comune per gestire, diciamo, questo comparto. Credo di essermela cavata bene, almeno stando alle segnalazioni, agli apprezzamenti che ho ricevuto sia in quegli anni sia successivamente. Io credo che sia fondamentale. Il nostro gruppo è un vulcano di idee da questo punto di vista. Io credo che se noi saremo eletti ci sarà una serie di eventi culturali di tutti i livelli che riempiranno l'intero anno e non solo limitati a brevi spot casuali. Dovremmo fare una visione sistemica di tutto l'anno in modo che ci sia un'offerta culturale degna e di valore per tutta la stagione. Stiamo conversando con Riccardo Sossai, candidato sindaco a Santa Lucia con la lista Cittadini per Santa Lucia. Il programma è 6 maggio si vota, che va in onda in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e in live streaming dal sito www.vivetv.it. Da questo pomeriggio potrete trovare la registrazione della puntata di oggi. E poi andremo in onda anche domani, stessa ora, 12:15 alle 13 circa, sempre in diretta. Voltiamo pagina, se così si può dire, perché dal programma elettorale iniziamo a conoscere un po' meglio la persona Riccardo Sossai, con alcuni aspetti, insomma, della sua vita e del suo essere. Partiamo dal libro oppure dall'autore preferito? Beh, allora, io sono un divoratore di libri di saggistica. Le dico, gli ultimi due che ho letto così molto celermente sono Eutanasia di un potere, e riguarda i tempi di Tangentopoli,
E poi consiglio il Ritorno del Principe di Scarpinato, anche quello sulle tematiche relative alla politica e all'inquinamento della politica. Però se dovessi consigliare un libro, direi a tutti, leggetevi Viaggio in Italia di Goethe. Lì ci sono dei ritratti dell'italiano regione per regione che si trovano pari pari anche oggi. Qui sono passati tanti anni, Sono passati ma gli 200 italiani anni, sono sempre gli stessi. Secondo me abbiamo dei caratteri che non cambiano. Sì. Invece la canzone o il cantante preferito? Lì è una bella battaglia, chi mi conosce sa che io ho un piacere particolare e amo moltissimo Springsteen e gli U2. Direi, se devo dire una canzone, One degli U2 credo che sia un capolavoro. Quindi Riccardo Sossai è rock? Io sono rock con un'anima anche romantica, ecco. Periodo storico preferito? Ma io in effetti so che anche altri candidati sindaci si sono espressi per le epoche passate e anch'io direi che all'attuale. Se devo dire un'epoca, a me piace molto l'epoca della Serenissima. Venezia, la grandezza di Venezia, quello che è riuscita a fare questa piccola città ha dell'incredibile. Io ricordo sempre ad un mio amico romano che Roma è caput mundi, ma Venezia secunda. Ecco, potremmo adottare questa espressione. Adesso è il momento delle domande a sorpresa. Domande con risposta flash, quindi sono domande di genere molto ampio, diciamo così. Meglio un uovo oggi che una gallina domani? Beh, non sempre, bisogna sapere anche pianificare il futuro. Chi fa da sé fa per tre? Anche qui, tendenzialmente dipende da chi sono i compagni di viaggio. Grazie a Riccardo Sossai, candidato sindaco per Cittadini per Santa Lucia, per essere stato con noi. Grazie a voi. Ed ora tocca al secondo solo in ordine temporale di oggi, candidato sindaco. Alessandro Bonet per la lista Bonet Sindaco, candidato a Godega di Sant'Urbano. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Ecco, approfitto per ricordare che siamo in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e in live streaming anche dal sito www.vivetv.it. Partiamo subito con Alessandro Bonet e il 3x4. 3 aggettivi per descrivere la politica di oggi. Beh, io non dirò quello che dicono i cittadini per strada, già lo fanno e esprimono il loro giudizio col voto. Io credo che il voto sia veramente il giudizio col quale i cittadini possono esprimersi relativamente alla politica. Dirò come la vedo io, la vedo distante dai cittadini perché spesso, non tutti ovviamente, ma spesso vediamo dei politici che non scendono nelle piazze, non vivono a fianco ai cittadini, soprattutto in momenti di difficoltà. La vedo un po' in confusione perché non riesce a dare quelle risposte che i cittadini aspettano e quindi anche chi è messo là per dare risposte, insomma, io li vedo in confusione rispetto a questa mancanza di dare risposte efficaci. E in terzo luogo la vedo un po' volubile, nel senso che cambia opinione e orientamenti abbastanza improvvisamente rispetto anche all'opinione pubblica stessa dei cittadini. Invece chi fa politica dovrebbe pensare alla prossima generazione più che alla prossima campagna elettorale. Ecco, volubile è un aggettivo che non aveva ancora usato nessuno e che lo ritengo appropriato, condivido, parlando di politica. 3 aggettivi per descrivere la società di oggi. È una società purtroppo disgregata, vediamo disgregazione tra classi sociali, tra età, tra territorio e territorio. È una società che è in difficoltà, soprattutto da un punto di vista economico, e è una società che ha bisogno di risposte. Queste 3 credo siano le 3 caratteristiche più che aggettivi con i quali descrivere la società di oggi come la vedo io. Certo. 3 aggettivi per descrivere il suo paese, Godega. Beh, Godega è un paese operoso, un paese creativo e un paese unico, così posso definirlo. Lei lo conosce bene non solo perché è residente a Godega, ma anche perché sta finendo il suo primo mandato da sindaco, un sindaco certo. Giovanissimo. Sì, è un sindaco giovane che però insomma, si è fatto una bella esperienza in questi 5 anni, un'esperienza che auguro a tutti quanti, essere a contatto con 6.200 cittadini e condividerne giorno per giorno le aspettative e le difficoltà anche.
È un'esperienza che auguro a tutti perché insegna come il punto di vista di una persona non è determinante per la decisione, ma è solo uno dei fattori. Fare il sindaco insegna anche a tenere conto delle opinioni di tutti, ma poi saper decidere comunque, e quindi ti costringe ad avere un equilibrio che è fondamentale in tutte le cose della vita. Spesso si fa fatica a mettere d'accordo i componenti di una famiglia, che sono 4, 6.200 sono molti di più. Sono tanti. 3 valori in cui crede Alessandro Bonet. Beh, il valore della libertà è un valore che è insito nella nostra cultura occidentale. Il valore dell'operosità, che è un valore tutto veneto, e che fa parte del nostro DNA, essere operosi, cercare sempre una soluzione alla difficoltà, al problema. E il valore, e il valore della solidarietà. Noi ne abbiamo particolarmente bisogno, noi popolazioni dell'arco alpino abbiamo nel DNA questi valori, che sono i valori anche simbolo anche dell'alpinità. Io cito spesso i valori dell'alpinità, e sono questi i valori delle popolazioni dell'arco alpino, che sono poi state tradotte in un corpo che è uno dei fiori all'occhiello di tutti quanti, e che io cito sempre nel mio mandato amministrativo: l'operosità, la solidarietà assieme e anche il senso di libertà. E allora, al netto, tirando le somme di questo 3x4, perché Bonet ha scelto di ricandidarsi? Beh, ho scelto di ricandidarmi qualche giorno prima di presentare le liste, perché credo in principal modo una cosa: alla necessità di finire un lavoro che era iniziato 5 anni fa. Godega aveva delle carenze strutturali, sia dal punto di vista delle opere pubbliche, ma anche dell'organizzazione sociale, che erano purtroppo evidenti. E le opere pubbliche non serve certo che lo dica io, ma per esempio mancava una piazza, mancavano opere fondamentali come i collegamenti tra le frazioni, mancava l'autostrada, mancava la bretella di collegamento autostradale. Sono tutte opere che sono state fatte insieme con la caserma dei carabinieri, che è in fase avanzata di costruzione. Sono quelle infrastrutture che mancavano al paese. Sono in fase di costruzione, quindi la volontà della nostra amministrazione è quella di completare questo iter, che ha visto proprio una rivoluzione anche dal punto di vista del modo in cui Godega di Sant'Urbano si presenta agli altri. È stata una rivoluzione del sorriso. Noi abbiamo avuto una giunta giovanissima, ottimista, lo si è visto nella creatività con la quale abbiamo cercato di dare risposte al capitolo dell'ambiente, al capitolo delle opere pubbliche. Per la prima volta un'opera pubblica è stata finanziata dalla Regione, un'opera pubblica realizzata col sistema della concessione ai privati, e come abbiamo saputo rivitalizzare la fiera. La fiera ha avuto un boom di visitatori che ci ha permesso veramente di portare dai 17-18 mila visitatori medio annui ai 27-28 mila in un periodo di forte crisi. La creatività, l'operosità, la voglia di rimboccarsi le maniche sono stati fondamentali, e io l'ho chiamata anche la rivoluzione del sorriso: guardare alla difficoltà, ai problemi con ottimismo e col sorriso stampato sulle labbra, che non vuol dire essere degli ebeti, vuol dire essere fiduciosi nelle proprie potenzialità. Io dico sempre ai nostri cittadini: siamo la seconda economia manifatturiera del mondo, abbiamo degli esempi di solidarietà sociale che sono presi a riferimento da tutta Italia, abbiamo dei servizi pubblici come i rifiuti, la gestione dei rifiuti e dell'acqua pubblica, che sono tra i migliori d'Europa, e abbiamo una sanità che viene presa ad esempio da altre nazioni e gestisce anche altre regioni che sono in difficoltà. Quindi credo che le nostre potenzialità siano forti, dobbiamo essere coesi e credere in quello che facciamo. Raccoglie l'invito di Riccardo Sossai sulle fiere di eventualmente creare un brand e creare un polo a livello trevigiano, a livello provinciale, un polo unico? Beh, guardi, io prendo al volo la proposta, scambierò poi subito il telefono con il candidato di Santa Lucia di Piave, Sossai. È fondamentale lavorare insieme. Noi già lavoriamo assieme con Verona Fiere, in questi anni è stata la nostra collaborazione di Godega con Verona Fiere, è stato qualcosa di unico, ci ha permesso di aprire 160.000 contatti con appassionati, operatori, visitatori che sono venuti poi a trovarci.
e soprattutto anche avere un bagaglio di esperienza che altrimenti rimanendo solo a Godega non avremmo potuto sviluppare. I risultati poi sono quelli che hanno dimostrato se il lavoro fatto è stato buono o meno. Abbiamo avuto una grossa visibilità mediatica, ma questa non è rimasta fine a se stessa, è stata qualcosa di importante perché ha tradotto poi in visitatori e quindi anche, lo dico cinicamente ma anche con un po' di orgoglio, anche in incassi. Certo che di questi tempi non è secondario, non è un No. fattore secondario. Senta, prima di entrare nel vivo del suo programma e di quello che vuole portare avanti in questi ulteriori 5 anni con un eventuale secondo mandato, fuori dai denti, quanto vi ha messo in imbarazzo questa deroga all'accordo col PDL che arrivava, non è arrivata? Ci sono stati momenti di difficoltà? Guardi, il mio momento di difficoltà principale durante questa campagna elettorale è stato riuscire a far partire l'appalto per il sagrato della chiesa di Pianzano, perché abbiamo avuto un contributo regionale di 60.000 euro che è arrivato il 29 dicembre e quindi dovevamo fare in modo di conciliare la gara d'appalto già fatta con i soldi comunali con il contributo che è arrivato dopo. Per quanto riguarda la composizione della lista, le persone che sono poi state selezionate, perché devo dire che alcune sono state non sono state messe in lista, erano delle brave persone, è stato qualcosa di difficile, ma che ha comunque permesso di avere una rappresentanza della società civile di Godega e di Sant'Urbano il più ampio possibile. Le altre poi sono diatribe che sinceramente non mi hanno toccato in maniera significativa. E allora entriamo nel vivo della proposta elettorale di Alessandro Bonet che si candida con la lista Bonet Sindaco e partiamo dal sociale. Cosa c'è ancora da fare a Godega in questo tema? Beh, nel sociale abbiamo iniziato una azione molto importante, un'operazione per cui diamo 500 euro per chi fa 67 ore di lavori sociali nel comune di Godega. Questo progetto Emergenze Sociali ha permesso di inserire anche nel mondo lavorativo altre persone che hanno potuto lavorare a fianco, per esempio con aziende locali che svolgono delle piccole manutenzioni per il comune, e ha permesso anche di mettere in moto una certa creatività e voglia di fare in chi aveva perso il lavoro. Abbiamo liberato delle piccole risorse che possono andare a incrementare questo piccolo, perché si tratta sempre di qualche decina di migliaia di euro, tesoretto. C'è una graduatoria in base alla quale noi cerchiamo di dare delle risposte a chi perde il lavoro. Io ho presentato la mia lista sabato scorso in piazza, proprio per dire che noi siamo in mezzo alla gente. Mi piace stare in piazza, nella nuova piazza con i miei cittadini. E ho detto che se serve faremo un'opera pubblica in meno e aiuteremo una famiglia o un disoccupato in più. Questo non è semplificare, è dare l'idea al cittadino di quella che sarà la nostra filosofia amministrativa se saremo richiamati a gestire il comune di Godega di Sant'Urbano. Intendiamo aiutare le persone non dando delle sovvenzioni a casa, ma facendoli lavorare. Intendiamo aiutare i disoccupati. Per gli anziani spesso la pubblica amministrazione non è la soluzione ai loro problemi, è il problema stesso. Questo ci hanno insegnato 5 anni in amministrazione. Continueremo a dare una mano proprio pratica portandoli con le autovetture che abbiamo acquistato e grazie ai volontari a fare le analisi, a sbrigare tutte le faccende burocratiche. C'è già un servizio in atto, con i volontari stiamo incrementando anche questo servizio e la mia volontà, usufruendo di quel piccolo tesoretto sociale, è mettere a disposizione del personale per risolvere tutte le problematiche di carattere burocratico. Spesso si tratta anche di compilare un semplice conto corrente postale, mettere a disposizione del personale finanziato col fondo sociale proprio per aiutare gli anziani in questo. I giovani devono essere coinvolti nel loro spazio, non c'è verso, non possiamo creare ancora centri sociali che poi restano vuoti, quindi devono essere coinvolti là con delle iniziative che devono nascere dal basso e Godega in Rock è uno di questo, ma ce ne sono anche altre.
Cercheremo di andare avanti sempre in collaborazione con i comuni e l'area del Coneglianese. Ricordo che l'area del Coneglianese, per quanto riguarda le politiche giovanili, gestisce le politiche giovanili in maniera associata, quindi i comuni, c'è anche Santa Lucia tanto per citarne uno, i comuni stanno già facendo un lavoro che è preso a riferimento da altre realtà venete, perché gestiscono questo servizio importante come le politiche giovanili in forma associata, risparmiando in gestione, in costi di gestione e anche facendo delle politiche che non sarebbero possibili a livello di singolo piccolo comune. Quindi è importante continuare su questa strada, però le iniziative devono nascere dal basso. Cambiando argomento, entrando nel tema della sicurezza, a Godega c'è la spina nel fianco della Pontebana con l'annoso problema della prostituzione, eccetera. Si può fare qualcosa in più oltre che mettere altri occhi elettronici? Beh, i problemi di Godega non sono solo della sicurezza, non sono solo relativi alla Pontebana e alla prostituzione. Sulla prostituzione è già stato fatto tanto. Ricordo che fino all'anno scorso avevamo una media di una ventina di prostitute nel territorio comunale, parlo delle aree adiacenti alla Pontebana, adesso ce ne sono 2 o 3. Il problema non è se parliamo di prostituzione, il problema non è dal punto di vista etico o morale, sgombriamo subito il campo. Io personalmente sono favorevole alla legalizzazione della prostituzione e questo non vuol dire che non debba combatterla come fenomeno degradante per quanto riguarda il contesto in cui viene fatto. Le ordinanze hanno fatto in modo che ci sia stato un ridimensionamento massiccio del fenomeno e soprattutto anche un miglioramento dal punto di vista del degrado. Questo è importante per le famiglie che vivono a ridosso della Pontebana. La soluzione qual è? La soluzione è la legalizzazione del fenomeno. Come si fa? Si deve passare attraverso un referendum parzialmente abrogativo della legge Merlin, permettendo la riapertura di quelle che venivano chiamate le case di tolleranza. Poi spetterà al legislatore normare correttamente questa disciplina. Con gli altri sindaci dell'asse Pontebana-Terraglio già abbiamo delineato una via referendaria che però il nostro sistema definisce in maniera tortuosa e anche complessa, quindi non è una cosa che si può fare in 2-2-4. La prima data utile sarebbe il 2014, considerando le elezioni che ci sono da qui e la normativa referendaria. Certo. Il problema della sicurezza a Godega è soprattutto un problema di microcriminalità. Noi abbiamo una caserma di carabinieri che stiamo andando a completare, abbiamo già 11 carabinieri assegnati alla compagnia di Conegliano che sono là e aspettano una caserma che era nella carta fino al 1993, una caserma che fa parte dal 1993 al 2010, al 2011 quando è iniziata, di tutti i programmi, di tutte le liste che si sono succedute nelle tante elezioni di Godega di Sant'Urbano. Una caserma che non poteva, che per tante ragioni non era mai stata iniziata, noi abbiamo programmata e l'abbiamo iniziata. Il nostro auspicio, se saremo ancora chiamati a gestire il comune di Godega di Sant'Urbano, è quello di completarla perché è già stata appaltata, quindi basta solo portare a compimento quest'opera che è fondamentale per la sicurezza dei cittadini, perché che se ne dica, avere 11 carabinieri in paese è qualcosa di deterrente in maniera significativa per chi vuole delinquere. Fa la differenza. Lei ha citato prima tante opere pubbliche e infrastrutture che sono state portate a termine in questi 5 anni di suo primo mandato. Ce ne sono altre in programma o che andranno completate? Beh, una per tutte, noi vogliamo sviluppare il centro nel nostro capoluogo. Se lei viene a trovarmi in municipio, troverà dietro il municipio un campo sportivo, come c'era in tutti i paesi degli anni 50 e 60. Godega si è fermata a quell'epoca. Noi abbiamo pianificato con un piano particolareggiato il centro del capoluogo e abbiamo dato inizio a questo piano. La caserma dei Carabinieri è il primo tassello di questo piano particolareggiato, approvato il 24 febbraio 2011 in Consiglio Comunale. Questo è stato il primo tassello, la caserma dei Carabinieri. Adesso abbiamo pronto un bando per l'alienazione del vecchio campo sportivo e che prevede la realizzazione di un nuovo centro, un centro che è stato creato
a somiglianza di quello che troviamo nel centro storico di Godella di Sant'Urbano, recuperando quelle tipologie, quelle scale, quelle dimensioni che sono proprie dei piccoli centri storici dei comuni di campagna e che vogliamo andare adesso a realizzare. Quindi verrà alienato questo spazio e costruiremo dietro le scuole medie un nuovo polo sportivo che darà la risposta finalmente adeguata anche alle società sportive ed essendo vicino al polo scolastico darà risposta anche ai nostri ragazzi. Ecco, questo un po' sconfina poi anche nel tema successivo, cioè la valorizzazione del territorio e delle risorse del territorio. E allora le chiedo, oltre a queste opere e naturalmente alle fiere che continueranno a essere portate avanti, ci sono altre cose che si possono fare per la valorizzazione del territorio e dell'ambiente a Godega? Beh, guardi, io sarò un po' il mio pane, quindi sarò molto preciso. Noi vogliamo disciplinare in maniera molto netta l'utilizzo degli annessi rustici con un nuovo piano che permetta la riconversione degli annessi rustici. Uno strumento di piano efficace per il monitoraggio dei fossi e delle siepi, che sono elementi tipologici fondamentali per la caratterizzazione del nostro ambiente, e poi vogliamo continuare con quelle politiche ambientali che servono per sensibilizzare il cittadino. E ricordo che a Godella di Sant'Urbano per primo nella zona, forse anche in Italia, sono stati utilizzati i pipistrelli per le campagne anti-zanzare, le catambre piantate sui parchi, ogni anno viene catambrizzato un parco, e sono politiche che servono anche per coinvolgere i ragazzi nella gestione del verde. Abbiamo avviato la festa di primavera, che è una festa in cui i ragazzi del nostro territorio, dai 3 ai 30 anni, sono chiamati a fare dei laboratori ambientali con degli esperti. Anche quest'anno, il 29 aprile, ci sarà questa festa di primavera, laboratori ambientali. Abbiamo creato il primo parco alimentato, illuminato con delle biciclette che alimentano le batterie, quindi una serie di politiche che servono anche per stimolare la crescita. Io ho ricevuto nel mio sito tante proposte da parte dei ragazzi che hanno visto le biciclette che producono energia. I ragazzi sono estremamente creativi e dialogano con me anche con degli strumenti tipo Facebook, per esempio, che sono loro propri. Quindi le politiche ambientali vanno da un lato alla tutela e la valorizzazione di quello che abbiamo già, con degli strumenti di piano e investimenti importanti. Lo Stato ha finanziato un percorso, quello di San Bartolomeo, per 67.000 euro a fondo perduto, soldi che stiamo già utilizzando. E dall'altro anche con la creatività, perché le politiche ambientali non sono solo la tutela di quello che ho, ma anche gestire in modo creativo, fare proposte di medio e lungo periodo. Quando parliamo di politiche ambientali creative, stiamo parlando di qualcosa di medio e lungo periodo. E allora, giro di boa, passiamo dal programma, dalle proposte di Alessandro Bonet, candidato sindaco con la lista Bonet Sindaco, alla persona, all'uomo Alessandro Bonet, cercando di capire qualcosa in più con 3 semplici domande, facili. Libro, autore preferito? Allora, il mio autore preferito è Ivo Andrić, un autore bosniaco, premio Nobel nel 1960. Però se dovessi citare il libro preferito è La mia casa di campagna di Comisso, del nostro Giovanni Comisso, in cui viene fuori proprio tutta la nostra cultura, il nostro DNA, il modo in cui porsi. Cito un breve aneddoto della mia casa di campagna. Quando Comisso, trevigiano di Treviso, compra una casa di campagna e passeggia insieme alla madre per le case per i casali vicino a Zero Branco, si avvicina a dei mezzadri e loro sono sulla porta della casa e non salutano Comisso, e lui torna a casa e parla al suo fattore e dice: non mi hanno neanche salutato eppure ci conosciamo. E lui dice: guarda che qua in campagna vige una regola, chi è dentro a casa propria aspetta il saluto di chi arriva e passa. Un aneddoto significativo. Canzone o cantante preferito di Alessandro Bonet? Beh, anche qui è una bella battaglia. Come canzone, potrei sdoppiare la cosa in un cantante italiano, ovviamente, e un cantante straniero. Citerei anch'io Bruce Springsteen, Born to Run. Anche lei è rock. E poi anche Vecchioni con Samarcanda. Quindi anche lei rock con un'anima romantica, come Riccardo Sossai.
E infine il periodo storico preferito. Guardi, io purtroppo, per fortuna non lo so, ma cito anch'io il periodo della Serenissima. E ricordo sempre una citazione del Petrarca che faceva riferimento alla Serenissima come il non plus ultra per quanto riguarda la libertà e la cultura al mondo. Dissento su una cosa dal candidato Sossai. Secondo me io metterei prima Venezia e poi Roma. Allora, siamo al termine della conversazione con Alessandro Bonet, candidato sindaco a Godega per il suo secondo mandato, quello che eventualmente andrà a prendere a maggio. È il momento delle 2 domande a sorpresa, che non sono più a sorpresa per lei perché le ha già sentite, ma farà finta di niente, con risposta flash. Meglio un uovo oggi che una gallina domani? Dipende da quanto grosso è l'uovo. Chi fa da sé fa per 3? Non sempre. Andare da soli si fa bene, però insieme si arriva prima. Grazie a Alessandro Bonet, candidato sindaco con la lista Bonet Sindaco a Godega di Sant'Urbano. L'appuntamento con 6 maggio si vota di oggi termina qui. Vi ricordo che ci ritroviamo domani, stessa ora, 12:15, per un altro appuntamento con l'approfondimento politico sui candidati di Conegliano e del Coneglianese, in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e in live streaming dal sito www.vivetv.it. Ora vi auguro buon proseguimento con la programmazione di Radio Conegliano.